Agrigento il piano di pedonalizzazione, la piazzetta San Calogero chiusa dalle fioriere, il videogiornale ancora in piazza Pirandello, gli interventi al microfono, Irene Milisenda. Si prosegue ad Agrigento con la realizzazione delle aree pedonali. Dopo quella di piazza Pirandello arriva la pedonalizzazione di un'altra piazza del centro di Agrigento. Si tratta della piazzetta San Calogero, adiacente al santuario dedicato al Santo Nero ed in cui vi sono alcune attività commerciali e locali della movida agrigentina. Spesso tale piazzetta, sia di giorno che di sera, è stata utilizzata come piccolo parcheggio, sia da chi lavora nei vicini uffici che da coloro che la sera si recano presso locali. Adesso, grazie all'apposizione da parte del comune delle fioriere e di dissuasori per auto e motocicli, piazzetta San Calogero risulta interamente pedonalizzata. Durante la serata di ieri, ignoti hanno spostato le fioriere e gli addetti al servizio notturno hanno subito risistemato il tutto com'era. Secondo le intenzioni dell'amministrazione comunale, vi sarà nelle prossime settimane una prosecuzione del programma di pedonalizzazione di vie e piazze principali, al fine di ridare dignità estetica e maggiore utilizzo per turisti e cittadini di alcuni dei luoghi più caratteristici del centro cittadino. Intanto oggi siamo ritornati in piazza Pirandello, dove i commercianti continuano ad essere sul piede di guerra, ma diversi cittadini gradiscono il timido tentativo dell'amministrazione di pedonalizzare. C'è chi suggerisce di realizzare tale progetto in tempi più appropriati, aspettando la fine dei lavori di via Bacbac. E c'è chi invece preferirebbe un'altra rimodulazione del perimetro pedonalizzato. Guardi, io le dico che prima c'era la crisi, adesso non facciamo niente proprio. Il sindaco ha detto che la via Bacchi si deve riaprire fra un paio di giorni, ma questo a noi non interessa. Noi vogliamo solo che si faccia rispettare l'orario, un quarto d'ora, che adesso, come lei vede, non si rispetta. La piazza è piena di macchine, sembra una bolgia di macchine. Non abbiamo parcheggio, non abbiamo circolazione, non abbiamo gente che viene. In questo senso il sindaco mi deve dire a me che cosa fa. Riesce a capire evidentemente le esigenze di chi lavora, riesce a capire evidentemente chi paga le tasse e come vivono loro come tutti gli altri, perché se non paghiamo le tasse noi il mondo se ne va a rotoli, giusto? Allora dico, speriamo che il sindaco sia, non dico giusto e eccelso, ma almeno un po' a capire la situazione di noi e dire facciamo come gli abbiamo proposto, di fare una striscia pedonale dall'altra parte in modo che le macchine possano salire e scendere senza intaccare il comune. Invece di 50 metri se ne piglia 30 con divieto sempre in tutta la piazza per un quarto d'ora, da far rispettare, come vede non ci sono neanche i vigili, è giusto? E allora dico io, così che facciamo? Siamo destinati a morire. Sicuramente è peggio di prima, quelle che sono le nostre vedute, quindi speriamo che si possa ripristinare il senso di marcia che c'era di prima, precedente appunto, per consentire un traffico veicolare migliore e per poter tutti noi commercianti e residenti fruire meglio della piazza. È un deserto l'isola pedonale, non è un'isola, questo è un deserto, non un'isola. Noi ci siamo qua senza lavorare, senza niente. Vediamo cosa deve fare il signor sindaco, che si svegli un pochino e si dia da fare, perché noi non ce la facciamo più.